E allora l'autostart inizia a muoversi per questa terza corsa, premio Piuma Fiori. Sono 9 soggetti di 4 anni al via, non vincitori di 5.000 euro, doppio chilometro per i gentleman. L'1 Edgar Lubi, Patrick Romano, 3 Eton Nancy, Carlo Ballotta, 4 Eva Trio, Massimo De Luca, 6 Eiolo, Giovanni Ghirardini, in seconda fila 7 Electra Mark, Cristiano Pepponi, 8 Elettra Miura TRN, Pantaleo Arturo Tarantino, 9 Edith Del Ronco Matteo Angeloni, 10 Eden Stella Nicola Del Rosso, 11 Enigma Sì Ilaria Vecchi. La macchina prende velocità con cautela Enigma Sì. Si parte con veloce Eton Nancy che prende la testa, a largo Eiolo con tra i cavalli Eva Trio, galoppa Eiolo. Si imbocca la prima curva con Eton Nancy al Numero comando, ha 8 sbagliato Elettra anche Elettra Miura Miura TRN è TRN. squalificato. Va a chiedere strada a Eva Trio che dopo 150 metri di corsa tende a passare al comando. Si completa il lancio in 16,4. Eva Trio in vantaggio su Eton Nancy, di fuori avanza Electra Mark che va con decisione su Eva Trio. Va a fare la seconda pariglia esterna Edith Del Ronco, in corda c'è Eden Stella che precede Edgar Lubi, poi Enigma Sì. Quarto iniziale se n'è andato in 31,7, si completano ora i primi 600 metri in 46,8. Vantaggio Eva Trio nei confronti al largo di Electra Numero Marche lungo 11 la corda di Enigma Eton SI Nancy, squalificato. poi Eden Stella e Edith Del Ronco, questi nettamente avanti agli altri. 1 e 2 per i primi 800 metri di corsa. Si bocca la piegata di sinistra per arrivare al completamento del primo chilometro con Eva Trio che controlla le operazioni, sempre nei confronti di Eton Nancy. Electra Mark che è allo scoperto, 1,18,4 i 1000 metri iniziali per la portacolori della scuderia Trio che al passaggio davanti alle tribune continua a guidare con una lunghezza di vantaggio nei confronti di Eton Nancy in corda e Electra Mark al largo, poi Eden Stella, Edith Del Ronco e Iolo. 31,9 questi 400 metri di corsa, 15,7 la frazione sotto alle tribune. Si continua a passo costante ma assolutamente non proibitivo. Eva Trio passa sul piede dell'1,18,5 i 1400 metri di corsa, a metà della retta opposta alle tribune. Ora Electra Mark prova a far sul serio all'esterno, in pariglia sempre Edith Del Ronco, non cambia nulla quando siamo a 400 dal palo. 2,5,7 per il miglio, sposta in terza corsia Edith Del Ronco, prova a dare la punta di velocità sulla piegata conclusiva, in vantaggio ancora Eva Trio che prova la difesa, Eton Nancy bene in corda, Edith Del Ronco che scatta in mezzo alla pista tra i cavalli Electra Mark, la rete d'arrivo con Edith Del Ronco che scatta a centropista, prova a riprendersi lungo i birilli Eva Trio, di dentro Eton Nancy è passato a Edith Del Ronco che nel finale si allunga e viene a vincere, mentre per il secondo posto Eton Nancy viene ad apparegliare e probabilmente battere Eva Trio. 1,18,3 ragguaglio cronometrico, la vittoria dalla seconda pariglia per Edith Del Ronco, Matteo Angeloni per il training di Felice Facci, i colori della scuderia Elisir, la vittoria per la Saura da Dijon che viene a vincere questa terza corsa dal Arcoveggio, successo per Edith Del Ronco, Matteo Angeloni.